Siamo di nuovo qua a Montallegro, per le strade di Montallegro. Tra un po' iniziamo la quarta sanificazione voluta fortemente dal sindaco Rina Scalia. Siamo qua con i volontari, gli agricoltori di Montallegro si sono messi a disposizione con i propri mezzi per fare la sanificazione del paese. Questa è la quarta volta, ripeto. Sono quasi pronte per partire, faranno tutto il paese più le periferiche. Conoscete tutti l'ingegnere capo Giuseppe Scalia. Giuseppe, questa è la quarta, ce ne saranno ancora altri? Penso che qualche altra 2 volte ci sarà per questa sanificazione. Stiamo cercando di fare tutto il paese in modo che questo male che ci sia per tutto il paese scomparisca una volta e per sempre, e quindi ci stiamo tutti affaticando un po' per fare questo tipo di intervento, perché è un intervento sanitario adatto per questo tipo di male che c'è. Speriamo che se ne vada al più presto. Noi siamo qui, ce la stiamo mettendo tutta pur di arrivare allo scopo di il paese essere contento con questi interventi che noi facciamo. Va bene, grazie Giuseppe. Fai tutto. Allora qua stasera abbiamo Francesco, caro, parti Francesco, vai, inizia Francesco, inizia. Francesco ha il compito di fare la zona del centro. Ma già quasi ci siamo con Paolo. Ciao Paolo, saluta, puoi partire pure. Paolo andrà a fare l'altra metà del centro e periferiche. Santo Scembri è la quarta volta presente, già fatti da qua stesso. Santo, si farà tutto campo sportivo, andrà giù la zona della via Roma, Quadronebro, Poio, Truccazzo, stasera andiamo a Leonardo pure, andrà a fare le zone più strette con le lance pure. Abbiamo le lance. Vigili urbani, che ringrazio, la nostra sindaca pure qua pure con noi, la nostra sindaca saluta a tutti. Ricordo che questa è la quarta sanificazione voluta fortemente dal sindaco. Speriamo tutto bene, rimaniamo sempre a casa. Il sindaco ha dato un consiglio perfetto, restiamo tutti a casa. Ci pensiamo noi, dice, a fare la sanificazione e tutto quello che serve per il paese. Sta partendo l'ultimo trattore.